Bene amici, come vedete siamo entrati a Pioverno, abbiamo girato subito a sinistra, adesso ci troviamo in questa stradina qui. C'è stata una leggera salitina all'inizio, come avete visto, niente di preoccupante. Adesso questa strada non è una pista ciclabile perché è transitata anche dalle macchine in entrambi i sensi, però è molto, diciamo, è molto poco trafficata. Ed è bella perché è in mezzo alla natura, è abbastanza veloce, ci sono un po' di saliscendi, adesso la pendenza mi segna il mio ciclocomputer 0 ed è abbastanza scorrevole. Adesso sto andando a 30 km/h più o meno, ma insomma, perché vado tranquillo. Se volete tirare e aumentare la velocità si riesce a farlo facilmente. Poi ovviamente ci sono i tratti un pochino più in salita e i tratti un pochino più in discesa. Questo qua è un tratto pianeggiante, insomma è molto scorrevole e molto bello. L'ultimo tratto è abbastanza veloce, ma ve lo farò vedere più avanti. Intanto godiamoci il percorso. Qui, come potete vedere, siamo in salita, un tratto più o meno del 5%, adesso è sul 2,5%, però è un tratto breve che si può fare veloci. Adesso inizia un tratto in leggera discesa, insomma è ondulato per andare veloci e per divertirsi facendo su e giù, è un bel percorso. Arrivati a Bordano. Stiamo entrando nel centro abitato e noi ci salutiamo qui. Spero che questo breve giretto vi sia piaciuto, vi abbia fatto scoprire un po' dei luoghi e della natura di queste parti e noi ci vediamo al prossimo video. Pioverno e Bordano. Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti da Lucoral.